Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi Angelo El Maestron Garbin, scrittore e umorista da Cavarzare, giusto? Rottanova di Cavarzare. Rottanova di Cavarzare. Allora, siamo arrivati al terzo capitolo della trilogia, insomma, poi qua bisognerà continuare a diventare una quadrilogia, se mai si può dire, non lo so. Non lo so se si possa dire, comunque sto già andando avanti di questo passo. C'era la Iera Cusì, poi c'è Pari nostri campi e adesso c'è questa, sempre avanti Cusì, edizioni Scantabauchi. Prima di tutto però vogliamo sapere come sta Gloria, che è una delle nipoti cui è dedicato il libro, insieme agli altri tre, citiamoli per non fare disparità, Thomas, Maria e Andrea. L'ultima arrivata però è Gloria, nata l'8 febbraio scorso. No, nata l'8 febbraio scorso. Gloria sta molto bene, è andata proprio ieri dalla pediatra, dice che cresce bene, sta già il segno dei dentini praticamente sotto, di 4 dentini, non sono ancora spuntati, ma c'è il segno. Mangia il latte materno, cresce bene normalmente, piange tanto, speriamo che grazie per il bollettino medico. E ancora non si è accorta però di chi è nipote, non ancora, no, per fortuna. Non si è ancora spaventata a sufficienza. No. Ovviamente stiamo scherzando perché lui, cabarettista, insomma, ce lo possiamo permettere. Sì. Allora, questo libro, sulla falsariga anche di quelli precedenti, nasce da ricordi di gioventù. Potrei definirlo diviso in due parti. La prima sono proprio i ricordi, la seconda invece è più l'attività di scrittore di Angelo Garbin, scrittore umorista, talvolta insomma diciamo alla veneta, dai, c'è un po' di umorismo pecoreccio. Ecco, ma insomma, se preso con un sorriso ci sta tutto, sempre con la dovuta ironia. Ci vuole, dai, ci vuole. In questa vita bisogna anche essere un po' ironici e bisogna essere anche un pochino, far ridere gli altri, insomma, ecco, perché far ridere gli altri vuol dire dimenticare le proprie tristezze, le proprie amarezze che ci sono, eccetera. Io la vedo così nella vita. Infatti l'umorista, l'ho sempre detto, è una persona triste e proprio per combattere la sua tristezza fa ridere gli altri. È così. Babbo, cos'è l'amore? È la luce della vita, figlio, e il matrimonio è la bolletta che arriva dopo. Dopo sì, purtroppo. Allora, vediamo un po' di capitoli, anche perché vengono raccontati i mestieri di una volta. È il stramassaro. Il stramassaro sarebbe praticamente quello che rifaceva i materassi. I materassi una volta, allora, in principio erano fatti con le foglie di saturco, di grano turco praticamente, è il paillon, o con la paglia, è il paillon, che però non erano salutari, non erano buoni, facevano gli insetti, eccetera. Poi, più avanti, c'è stato il crine, che era una specie di erba lavorata, ma anche quella, una volta all'anno, bisognava aprire il materasso e rifarlo, perché si schiacciava e faceva dei grumi ed erano duri. E poi c'era praticamente la piuma che non era molto calda ma non era comoda per niente, e la lana. Specialmente quelli di lana dovevano essere rifatti una volta all'anno. Allora Stramassaro passava per i campi e lì, sotto praticamente i portici, lavorava, aveva un solo strumento che era il cardatore, che era una specie di bascula con dei denti con i quali metteva sotto la lana che si era fatta a grumi e la ritirava di nuovo, la faceva morbida di nuovo. Dopodiché lavorava, insomma, aveva degli aghi particolari molto lunghi, lo spago, e ricuciva questo sacco, metteva delle borchie, chiamiamole così, di cotone per separare un pochino il collo, perché sennò veniva tutto quanto ammucchiato a metà, invece bisognava che fosse diviso in parti uguali sto materasso. E passava una volta all'anno, di solito il lavoro durava un giorno o due, allora lì si pagava o con salami, vino o altro, oppure pochi avevano i soldi, ne giravano pochi di soldi, però si lavorava, insomma, ecco, e portava a casa da mangiare sicuramente, non c'era... È il stramassaro. È stramassaro. E invece il pessaro? Il pessaro sarebbe il pescivendolo. Ah, questo pensavo fosse una cosa tipo stracivendolo. No, eccolo qua, è strassaro se qui. Ho sbagliato. Il pescivendolo praticamente, che ha fatto la mia disegnatrice, la Mara Bellan, che è molto brava, che ha fatto anche queste copertine qui,
ha disegnato praticamente il Pesaro, era quello che passava attraverso i campi con la bicicletta, una volta, adesso hanno tutti il furgoncino frigo, una volta avevano la bicicletta, passavano e vendevano quel po' di pesce che potevano vendere. Naturalmente quando arrivavano a mezzogiorno il pesce era straco, ma straco, cioè praticamente era vecchio perché magari era dell'altro giorno, e allora lo davano via per poco tempo pure di andare a casa liberi senza avere materiale. Certo. E come frighi adoperavano scaglie di ghiaccio, non c'erano frighi, non c'era niente praticamente. Però vivevano anche loro. Ma arrivavano da Cova, da Chioggia? No, ce n'era, in ogni paese ce n'era qualcuno, andavano a Chioggia a prendere il pesce. No, e poi lo portavano. E poi lo portavano in giro, sì. E il massadore invece? Il massadore sarebbe stato il norcino. Ah, ok. Il norcino praticamente, e lì ho dedicato una particolare perché... In questo si vede la professionalità del maestro, Sì. Il norcino. Il norcino praticamente, e una volta tutti, anche adesso ancora in campagna, si usa tenere il maiale, perché il maiale Sì. praticamente, se tu vedi il maialino con i tagli qui sulla schiena, sarebbe il salvadanaio. Il maiale nei campi, una volta specialmente, era il salvadanaio della famiglia, perché praticamente... Il maiale non si butta via nulla. Niente. Infatti noi ragazzini aspettavamo che finisse tutto, andavamo a vuotare il maison, cioè dove veniva fatto, a Broa, dove veniva praticamente girato e rigirato il maiale per togliere il pelo, perché raccoglievamo il pelo. Il pelo era prezioso, lo vendavamo ai scarpari praticamente, ai calzolai, perché loro lo adoperavano e loro facevano gli spaghi con la pece. In fondo, in punta, ci mettevano una setola. Con quella setola passavano per i buchi che facevano con la lesina. E noi prendevamo la mancia, prendevamo con quei soldini lì, ci divertivamo. Ma il massadore era proprio una persona caratteristica, arrivava la mattina presto. Ho visto anche una fotografia, aveva degli attrezzi particolari anche per uccidere il maiale. Ma ci sono ancora, sono gli stessi. Sì, i norcini è una professionalità dell'artigianato. Adesso la differenza è questa, che una volta praticamente si faceva la jugulazione del maiale. Adesso praticamente bisogna stordirlo con una pistola cattiva, certo. E dopodiché si fa la jugulazione praticamente. Però, diciamo così, sono le stesse cose. Sì, il procedimento è bello perché... È una tradizione un po', no tanto, stavo dicendo una tradizione un po' cruenta della campagna, ma insomma... Sì, è un po' cruenta, però... Voglio dire, tutti abbiamo un po' la falsa coscienza, perché poi in realtà prosciutto e salame ci piace. Madonna. Però, insomma, non stiamo a raccontarlo, perché sono quelle cose che è meglio non sapere troppo. L'arte di fare i salami era proprio un'arte, certo. Non tutti la fanno. Ancora adesso, Sì, infatti io da 2 anni praticamente non ho più il maiale, perché non lo allevo io. Lo allevava un mio amico, se non che è morta sua moglie, e lui ha fatto un ictus, non può più allevarli. E allora per 2 anni ho preso i salami da un'altra famiglia che li fa. Però si vede la differenza. Non li fanno come Dio comanda. Perché tra i mestieri di una volta è inserito anche il barbiere? Perché c'era il barbiere che girava. Ho capito, anche adesso c'è proprio... Sì, ma l'ambulante. Ma dai? L'ambulante andava per i campi, andava. Il barbiere ambulante? Sì, il barbiere c'erano proprio 2 licenze. Io sapevo delle parrucchiere, ancora adesso credo che ci siano alcune corporiere che vanno a domicilio. Ma erano 2 licenze diverse. Una licenza era quella del barbiere di bottega e una era quella del barbiere ambulante. Ce n'era particolarmente bravo lì al mio paese, che girava dappertutto, girava. Ma ambulante dove tagliava i capelli? Nei campi? In casa. Ah, in casa? In casa, sotto il portico, dove capitava praticamente. Andava in corte, quando andava su una corte là c'erano bambini, c'erano uomini, adulti, eccetera, tagliava tutti quanti. Faceva anche lo sconto famiglia delle volte. Sì, una volta esisteva quello lì, adesso ormai tutti hanno la macchina, certo. tutti vanno praticamente... Qui vedo dove ci sono le varie professioni, abbiamo parlato un po' di tutte, Stramassaro, Barbier Pessaro, poi c'è un capitolo dedicato altra figura, e quella chi è? Adesso bisogna che mi dica che poi... Ah, vabbè, non importa, allora andiamo più semplice. È il latarolo. Il latarolo sarebbe praticamente quello che vendeva il latte.
o veniva per i campi a prelevare il latte dalle stalle e dopo lo portava alla centrale, oppure lo veniva a vendere praticamente nei campi, perché non tutti avevano la fortuna di avere qualcuno che lavorava dentro nelle stalle. Per esempio mia moglie aveva il papà che lavorava nelle stalle, il latte a casa sua non mancava mai. Io invece a casa mia, mio padre faceva il falegname, dovevo andarlo ad acquistare. E allora praticamente si andava o direttamente in fattoria, oppure passava il lattaroio e aveva le sue misure, il quinto, il quarto, e vendeva sto latte così. Tu avevi la bottiglia. Per concludere, perché questo è un classico, immagino, dei ricordi dell'infanzia, il palo della cuccagna. Oh, una meraviglia. In tutte le sagre non mancava, era qualcosa di eccezionale, era un palo lungo anche 10 metri di altezza. E praticamente attaccato a questo palo sopra c'era una ruota e c'erano dei premi, un prosciutto, una soppressa, una gallina, di tutto c'era. Praticamente si doveva andare sopra, arrivare sopra. Era un palo unto, immagino. Molto unto, e tirare giù. Quando si toccava praticamente si aveva vinto. Allora c'erano delle squadre, perché da soli non si poteva farlo. Allora di solito erano squadre di 5 persone. Uno sulle spalle dell'altro. Esatto, il più robusto sotto, praticamente, poi sopra quell'altro, il quinto, l'ultimo, il più agile, doveva arrampicarsi, ma il palo era unto, ma molto unto, di grasso praticamente, e quindi si volava giù, che era una meraviglia. Allora i più furbi cosa facevano? Avevano una tuta, si riempivano il petto qui dentro della tuta con della cenere o con della segatura, in modo da tirare via un po' di unto, praticamente, che le mani attaccassero di più. Però solitamente la prima o seconda squadra non vinceva mai, vincevano le altre perché Sì, cioè, man mano... ormai era andato giù un po' di grasso praticamente, ma era bellissimo quella cosa lì, ed era seguita moltissimo. Ma Angelo Garbin faceva il palo della cuccagna, partecipava? Sì, ma allora ero magro. Appunto, volevo capire, qualche chilo fa, dei 5 della squadra lei Dei dove 5 stava? della squadra ero l'ultimo, Ma dai, ero 65 kg. e lo prendeva, cioè ce l'ha fatta qualche volta a prendere il premio? Sì, una volta, perché In tanti anni di onorata carriera. vabbè, insomma, Grazie, il resto, se si vuole sorridere, insomma, poi è un libro corredato da fotografie umoristiche, devo dire, divertenti. Questo è il consiglio per chi vuole conoscere un po' di tradizione del nostro territorio, in particolare quello del Basso Veneto, di Rottanova di Cavarzare. sì. Angelo El Maestron Garbin è l'autore e il libro è Sempre avanti così, Scantabauchi, la casa editrice. Grazie, ci si vede al prossimo capitolo. Grazie a voi. Alla prossima. Sì. E noi ci vediamo domani.